1, 2 e 3. Oh, Ale, che meraviglia! Questo sarà uno screen fantastico. Fantastico, fantastico. Lo teniamo tutto il tempo così, che ci crollano anche le mani. È un tomo incredibile. Allora, anche un dialoghi, musica, effetti, il suono nell'audiovisivo di Simone Corelli, Stefano Mainetti e Gilberto Martinelli. Ragazzi, è un libro importantissimo e non ce ne sono in circolazione, e quindi ringraziamo questi 3 autori perché ci hanno fatto questo regalo straordinario. Ora a te la domanda topica. Di domande ce n'ho varie. Allora, prima io faccio i complimenti a Stefano, a Corelli e Martinelli per questo libro, perché avendo scritto in alcuni anch'io, poi quando vado a vedere quello che c'è in giro scritto in italiano, non è che c'è tantissimo tra le novità. Beh, questo libro è fantastico perché unisce in un... Oddio, è un bel tomo, come vedete, insomma, non è esattamente un manualetto, però unisce la fonica di presa diretta con tutti degli studi sulla fisica del suono, la composizione e il sound design. Insomma, per chi si vuole avvicinare, e poi non solo, anzi sono stato pure, ho anche semplificato perché c'è anche molto altro, per cui se qualcuno si può avvicinare, se un ragazzo si vuole avvicinare a questo mondo e ne vuole capire qualche cosa, è un libro molto coraggioso perché poi si toglie lo sfizio. Io ho letto soprattutto quello di Stefano, la parte di Stefano, di mettere il ditino nella piaga su tante questioni, insomma, che varrebbe la pena approfondire. Quindi io faccio veramente i complimenti a questa pubblicazione. E a questo punto vado su alcune domande che in parte poi possono, come posso dire, dare la stura a ragionamenti che abbiamo peraltro già fatto, però a un certo punto si parla del rapporto tra Alex North e Alex North di 2001 Odissea nello spazio, a proposito del fatto che tolse i punti di musica per inserire musiche preesistenti che tutti conosciamo, Zarathustra, eccetera, eccetera. E Kubrick disse: per quanto bravi possano essere, i compositori di oggi non raggiungeranno mai il genio di Beethoven, Mozart o di Brahms. Perché usare musica meno buona quando esiste un'enorme quantità di musica classica del passato di qualità eccezionale? L'ha detto, l'ha detto davvero. No, per carità. Una fesseria. Ecco, la domanda che mi faccio è, siccome poi ha avuto molti emuli, cioè Stanley Kubrick, peraltro anche meno capaci di lui, l'utilizzo delle musiche preesistenti, il valore dell'organicità di una colonna sonora, concetto che abbiamo, se ti ricordi Massimo, sviluppato qualche puntata fa con Piersanti, diceva: ma perché non pensiamo sin dalla preproduzione a una musica organica, magari della durata di 10 minuti, che poi il regista scompone, il montatore scompone come se si trattasse della musica di Beethoven, per intenderci, cioè di un qualche cosa di organico, di già esistente, che viene rimodulato per... Non è che si è perso il concetto di musica originale e il valore della parola musica originale. Allora no, volevo precisare quell'affermazione su Kubrick quando in effetti ha detto: io mi domando perché dobbiamo utilizzare musica di compositori contemporanei quando esistono dei geni come Bach e Beethoven. Allora, il discorso di Kubrick legato a 2001 Odissea nello spazio, quella colonna sonora lì funziona in maniera egregia ed è il film e la colonna sonora che io porterei sull'isola deserta, perlomeno uno dei film. Perché? Perché ci sono molte classificazioni della musica da film. C'è la musica diegetica, c'è la musica extradiegetica, c'è la musica che serve a presentare il personaggio, c'è la musica che serve a descrivere lo stato d'animo, e poi c'è la musica eterna, quella che ha un valore ancestrale, che è quella tipo il valzer di Strauss o Ligeti che citavamo prima, è presente anche in 2001 nello spazio con Lux Eterna, che fanno leva su qualcosa che per noi è ancestrale, è nella memoria, è nella nostra genetica, per cui quando tu ascolti un tema d'amore scritto oggi, per quanto meraviglioso possa essere, non ha la valenza dell'eternità, della atemporalità di un tema scritto da Strauss.
perché quello è nell'immaginario collettivo, è un po' come un sistema che si muove super partes sopra le nostre coscienze a livello di coscienza totale, ci coinvolge totalmente. E in questo credo che l'operazione di Kubrick sia stata magnifica, 2001 Odissea nello spazio. Detto ciò, lo può fare Kubrick ogni tanto, lo rifà Kubrick, per esempio, lo rifà su Barry Lyndon, no? Ma lo rifà in maniera diversa anche su Arancia Meccanica, perché prende Wendy Carlos e gli dice rifai Beethoven al computer, no? Ma lì sono diverse le cose. Ma tolto Kubrick e pochi altri esempi, diventa pericolosissimo, perché quello che premia, Marco, è quello che dicevi te, è l'organicità dell'opera. Allora io posso prendere in un film X un pezzo più bello di Beethoven, il pezzo più bello di Shostakovich, il pezzo più bello di Mahler, il pezzo più bello di Donizetti, e viene fuori una cosa totalmente senza senso. Non è perché sono belle musiche messe insieme, viene fuori una bella colonna sonora. Tornando al discorso del melodramma, e quella è l'origine della colonna sonora, che deve essere unica e legata al libretto. E quello che diceva Franco Piersanti, che per inciso è stato anche mio maestro di contrappunto e fuga per un periodo, è sacrosanto. E ti devo dire la verità che io a volte riesco a farlo questo, cioè io a volte scrivo, finita la colonna sonora, registro anche una sorta di suite della colonna sonora e prego il regista anche di poter attingere, perché a volte vengono poi delle idee che non sono state definite prima sulla preview, quando si fa la proiezione, no? Quando prendi i punti musicali. Lo spotting, ecco, non mi veniva. Lo spotting, sì, neanche a me. E quindi in quel caso lì è utile avere un discorso organico musicale da cui poter attingere, ma uno non esclude l'altro, ti voglio dire, si possono fare tutte e due le cose. Chiaramente quello che ha detto Kubrick, se estrapolato in senso assoluto, non ha molto senso. Faccio un esempio. Io ritengo molto bella la colonna sonora di La grande bellezza, 4 punti musica di Lele Marchitelli, tutto il resto sono musiche preesistenti, tutto il resto, dove addirittura c'è un mix tra musica, tra sacro e profano, è il caso proprio di dirlo, perché però sono quelle ciambelle che ogni tanto escono col buco. La maggior parte dei casi sono guazzabugli senza un grande... vanno bene forse per serie televisive. Non c'è un ragionamento a monte. Il problema è che ci sono alcuni registi che scrivono già in sceneggiatura e già pensano che quel pezzo lì diventa, e quindi hanno una logica. Altri sono buttati così a caso. Beh, Paolo Sorrentino però lo fa in maniera, devo dire, sempre studiata e funzionale. Poi lui fa riferimento anche per esempio ad Arvo Part e poi gli ha fatto anche scrivere originale, prima li prende di repertorio, poi lo fa scrivere. C'ha un rapporto dinamico con la musica, la conosce bene Paolo. Infatti. Evidentemente. No, ecco perché dico... Esatto, bisogna saperlo fare. Forse è quello, ritorniamo sempre lì. Senti, tornando invece al libro, allora tu a un certo punto, ahimè questa è una domanda che te lo devo fare perché questa è come una tassa proprio, no, dico solo 2 parole, 2 termini, temporary track. Allora, ecco un compositore, parliamo di temporary track, lui devo dire che nel libro ne parla anche... No, non è proprio tranchant, no, è un po' più possibilista, quindi io ho un po' l'approccio di Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith adorava le temp track, non ne è mai ma aiutano molto. Allora dipende questo. Le temp track ovviamente sono, come tutti sappiamo, delle tracce temporanee che vengono appoggiate sulla pellicola per dare un'idea di come potrebbe venire il film, ed hanno lo scopo principale, questo non viene detto, ma lo scopo principale di questo è economico, perché quando il film viene proiettato per farlo vedere ai finanziatori, che spesso sono banchieri, rappresentanti delle banche che hanno dato i finanziamenti, che nulla capiscono di cinema, piuttosto di fargli vedere la proiezione nuda e cruda, senza musica, ci si appoggia possibilmente John Williams. Normalmente è John Williams che va per la maggiore. E quindi uno subito, anche Zimmer, sì, meraviglioso, fantastico, perché non si rendono conto dell'apporto che può dare lì per lì, no? Però il problema è che finché parliamo di Jerry Goldsmith, poi lui era in grado,
con grande personalità di estrapolare il discorso e di portarlo alla sua parte. Il problema sorge quando, Marco, tu ti rapporti con musicisti che non hanno poi la capacità di affrontare un discorso personale e dire: ma io non posso imitare Hans Zimmer, non posso imitare John Williams, non posso fare quello, perché inevitabilmente, purtroppo, troppo spesso il regista e il produttore si appassionano a quella musica, e qualsiasi musica altra tu ci metta, anche se scende Bach in terra, non gli va più bene, perché si lega in maniera talmente profonda che è come quando fai lo zabaione. A mettere lo zucchero è facile, prova a toglierlo. Prova a togliere dall'uovo lo zucchero, è impossibile, è la seconda legge della termodinamica, no? Tutto va verso l'entropia, per cui non c'è niente da fare, non lo separi più. È uguale con le temp track, è un po' legato alla legge della seconda legge della termodinamica. Una volta che l'hai messi insieme, il sistema evolve verso l'entropia, non c'è più modo di invertire la freccia del tempo e di far capire al regista e al produttore che sarebbe forse il caso di andare da un'altra parte. Infatti. Vi assicuro che poi questo, secondo me, è moltiplicato per 2 se si tratta di canzoni. Quando si tratta di canzoni, poi ancora peggio. Lì peraltro ballano anche dei soldi a pagare i diritti di sincronizzazione di quel determinato pezzo, quindi c'è chi mette i Pink Floyd, poi devi spiegare che se rilasci ci finanzi in altri 2 film, poi quindi con quello che ti costa. Comunque questo però avviene quando ci sono produttori, registi e musicisti poco sensibili. Bisogna sempre distinguere il film d'autore col film di cassetta, col cinema mainstream, con la televisione, quando tu trovi, a me non è mai capitato per esempio di avere vincoli di questo tipo. Io ho sempre lavorato con registi, sì, di temp track ne ho avute, anche no, ma per esempio ti posso dire una cosa che io apprezzai molto con gli americani. In entrambi i casi ho avuto 2 music supervisor completamente diversi e hanno montato musica di repertorio, sai di chi? Mia. Cioè loro hanno preso miei figli e fra l'altro vi dirò la verità, secondo me se le so pure tenute, perché io ogni tanto sento, dico ma questo sembra tanto un pezzo mio di qualche anno fa, e vado a vedere il music supervisor è sempre lui. Me era quasi lo chiamo, vorrei sapere che uso ne fa delle mie vecchie colonne sonore, perché secondo me le usa come temp track. Marco, ma io aggiungerei un'altra domanda sul libro che hai dimenticato ed è fondamentale. In realtà ce l'hai lì in canna, dilla. No. Infatti adesso ne parliamo e c'è un paragrafo dove si parla, Stefano, di psicoacustica in musica, che io ritengo una fase fondamentale, no? E ne abbiamo parlato tante volte nelle nostre puntate. Non vado mai sul tecnico perché chi ci vede non è necessariamente un tecnico, però questo piccolo paragrafo penso che lo possano capire un po' tutti quanti. È noto per esempio che determinati accordi provochino sensazioni oggettivamente condivisibili. Un accordo di seconda minore genera un senso di inquietudine, così come un accordo minore provoca tristezza rispetto ad uno maggiore che induce allegria, indipendentemente dal fatto che questi fenomeni siano da derivare da condizionamenti sociali, siano innati o siano meri fenomeni fisici. Il compositore affida alla sua sensibilità e alla sua conoscenza l'uso ponderato di queste strutture musicali per indurre nello spettatore l'effetto voluto, andando su delle cose molto semplici, no? Che da sempre insomma tutti quanti sanno, anche chi ci ascolta, che l'accordo maggiore induce allegria, l'accordo minore tristezza, via così e così via. Si parla un po' di fondamenti della psicoacustica. Facendo questo tipo di discorso si può andare a finire sul discorso che ha a che fare con la semiologia della musica, ovvero il significato. Lessi qualche cosa ovviamente di Umberto Eco che declinava anche questi suoi studi alla musica e inizialmente lui diceva di essere stato quasi osteggiato dall'accademia. Noi diamo un significato a un determinato suono o a una determinata musica per un cliché acquisito o perché c'è dell'altro? Allora, guarda, il discorso è talmente ampio che è difficile rispondere. Lo so. La radice storica, anzi filosofica, è l'innatismo. Sono due correnti filosofiche completamente. Uno è il condizionamento sociale, l'altro è l'innatismo. Per tagliare la testa al toro, Marco, dovremmo prendere 2 gemelli, farne vivere uno in Tibet, lontano dal condizionamento musicale occidentale, poi l'altro lo facciamo vivere in Occidente,
dopodiché dopo 20 anni li rimettiamo insieme e vediamo che effetto gli fa l'accordo maggiore, se è diverso su un gemello rispetto all'altro. Una è una teoria innatista e l'altra è una teoria di condizionamento sociale. Allora io credo che, come sempre, che rientra un po' nella mia filosofia di vita, valgano un po' tutte e due le cose. Una cosa aiuta l'altra. Allora, un esempio pratico: il fatto che l'accordo maggiore generi una sensazione di stasi, di tranquillità. L'accordo maggiore può stare dove sta, non dà una sensazione di movimento. Fisicamente genera dal fenomeno degli armonici. Quando tu percuoti un corpo, che sia rimaniamo in musica, quando tu percuoti una corda, oltre a produrre il suono fondamentale, tu produci anche una serie di armonici. Il primo armonico è la fondamentale, poi c'è il secondo armonico che è l'ottava, quindi se tu suoni proprio il do del pianoforte, sentirai in lontananza, oltre alla nota principale, senti anche la sua ottava, dopodiché in lontananza senti anche la quinta, cioè il sol, dopodiché senti ancora l'ottava, dopodiché senti la terza maggiore, ok? Che vuol dire che i suoni fondamentali, i primi armonici, sono contenuti all'interno del suono fondamentale stesso. L'orecchio, la membrana, vibra in maniera coerente per frequenze divisibili, quindi se il La è 440, la sua ottava superiore sarà immediatamente 880, ok? La quinta è i 2/3 e quindi l'orecchio vibra in maniera coerente, non ha delle vibrazioni incongrue. L'estremo opposto è l'unghia sulla lavagna, il gesso sui vetri e sulla lavagna. Quelli sono suoni talmente stridenti da far vibrare in maniera incoerente e incongrua l'orecchio, che trasmette dei segnali al cervello che fa fatica a classificarli. Le vibrazioni congrue fra ottava, quinta e fondamentale fanno sì che l'orecchio, che la membrana vibri in maniera coerente e divisibile per frequenze immediatamente divisibili per 2 o per 2/3. Il che spiega questo dal punto di vista scientifico, che l'accordo maggiore potrebbe essere quello che dà più il senso di stasi, perché genera dai primi armonici. Il primo accordo dissonante qual è? È la settima di dominante, cioè la settima sul quinto grado. Nel caso di Do maggiore è il Fa, che sta costruito sull'accordo di Sol maggiore, no? Sol, Si, Re, Fa. Fa naturale è una settima di quinta specie, di prima specie, chiedo scusa. Questa settima è lontana negli armonici rispetto a quello che vedevamo prima, è molto più lontana, e quando io suono Sol, Si, Re, Fa naturale, questo Fa sbatte come frequenze e il fisico mi porta a dire, l'orecchio mi porta a dire che questo Fa non può stare dove sta, ma deve scendere sul Mi, quindi risolvere sul terzo grado di Do maggiore, ok? Quindi la settima dà senso di movimento, così tutti gli accordi dissonanti danno sensazioni di movimento perché non possono stare dove stanno, perché sono composte da frequenze non immediatamente divisibili per se stesse. Questa è la tesi di base, di blocco, che ha una natura scientifica e ed è un approccio, come dicevamo prima, innato, di innatismo, perché l'orecchio è uguale per tutti in questo senso. Sì. La componente sociale fa sì che poi tutti questi fenomeni vengano a mano assimilati, per cui se io da piccolo mi abituo a sentire tutte le risoluzioni del sistema tonale bacchiano, dove i rapporti dinamici tonica dominante regolano tutto questo meraviglioso castello armonico, ovviamente dopo 5 anni, 10 anni sono portato da solo a capire che quel determinato intervallo deve risolvere lì, anche se non sono musicista e anche se non l'ho analizzato a fondo. Quindi credo che un po' valgano tutte e due le componenti, quindi un po' valgono tutti e due gli aspetti. Fammi, scusa Marco, cogliere l'occasione per ringraziare gli altri 2 coautori di questa meravigliosa avventura, che sono Simone Corelli. Simone Corelli è un noto ingegnere del suono, mixman, docente universitario, insieme a Gilberto Martinelli, che invece lui è fonico di presa diretta e cura tutto ciò che è il suono della preproduzione. Quello che ci ha spinto a scrivere questa cosa insieme è il fatto che non era stato forse considerato in maniera totale il suono, cioè veniva sempre preso in maniera un po' a compartimenti stagni, e spesso ci si trova al mix, si arriva al mix, c'è il rumorista che ha fatto una cosa, il musicista ne ha fatto un'altra, e quando ti accavalli spesso non funzionano.
crediamo noi tre, crediamo che lavorare di concerto da subito, soprattutto sull'onda delle trasformazioni del sound design, possa portare solo del bene a quello che è il comparto audio nel mondo, non solo della musica, ma di tutto, ripeto, di tutto il comparto suono del mondo del cinema e della televisione, di tutto ciò che è l'audiovisivo. Anche perché il sound design poi è il vero elemento di novità degli ultimi anni, dal punto di vista proprio dell'utilizzo di tecniche appunto che hanno a che fare con il sound design nell'ambito dell'audio video. Per spendere una parola, se volete, sul sound design, credo che sia un'evoluzione dettata dalla tecnica e anche dai tempi maturi che ci danno la possibilità di farlo. Il sound design, nell'accezione più nobile del termine, voi sapete, è un termine che fu dato per la prima volta a Walter March da Francis Ford Coppola proprio a proposito di elicotteri, per Apocalypse Now. Cioè Walter March fece un lavoro talmente capillare e talmente particolare sul suono che alla fine del film Coppola gli disse: tu non sei un rumorista, tu sei un sound designer. E nasce lì, dagli anni 70 ad oggi. Quindi il sound designer, spesso confuso come figura di mezzo, ha delle origini nobilissime che secondo me affonda le radici ancora moltissimi anni prima. Il tutto deriva dal fatto che il rumore viene a un certo punto, via via, viene svincolato dal discorso di essere qualcosa di fastidioso. Non so se vi ricordate, quando noi studiavamo alle elementari, la classificazione, la differenza fra rumore e musica, si diceva sui manuali che ci davano da studiare a scuola che la musica è un suono organizzato. Non so se vi ricordate questa, come se il rumore è un suono disorganizzato. In realtà non ha molto senso questo, no? Anche rapportato al discorso degli armonici di cui sopra. Il rumore è stato, soprattutto quelli percussivi, sono stati bannati e sono stati bocciati per motivi anche storico-culturali religiosi. Nella musica religiosa, che tanto ha fatto per la musica occidentale, esisteva il coro, esisteva l'organo, ma le percussioni erano il diavolo, cioè non esiste una partitura di musica sacra dove siano presenti le percussioni, perché si associava la percussione al demonio. Ok, allora un certo tipo di effetti legati e di rumori, soprattutto legati alle percussioni, gli veniva data una valenza tribale, quindi demoniaca, quindi perché politeista, non legata alla teologia di casa nostra. Mano a mano con l'avanzare delle scuole del Novecento, della musica contemporanea, questo discorso è venuto totalmente a cadere, perché con l'avvento delle partiture per nastro magnetico, dei primi lavori con l'elettronica, pensate al lavoro fatto per esempio dai coniugi Barrow sulla colonna sonora nel 1950, The Forbidden Planet, il pianeta proibito. Cioè parliamo di 70 anni fa. Musica concreta poi, no? Musica concreta, cioè lavoravano sugli oscillatori. Era un ingegnere, Barrow, che aveva lavorato con John Cage, no? E creava questi oscillatori, li sovralimentava fino alla rottura e creava questi suoni che poi erano irripetibili. La moglie era lì e li registrava, perché sennò poi andavano persi, e poi organizzavano il materiale insieme. Ma tutta questa serie di lavori fatti sui suoni altri rispetto all'orchestra classica, ripeto, dai primi del Novecento a oggi, conoscono delle fasi sempre più mature, sempre più organizzate, sempre più anche vendibili dal punto di vista della fruibilità acustica. E quindi il sound designer è un po' tutto questo. Il sound designer è anche colui che sa trasformare il suono di un rumore e lo sa far diventare musica, che ha anche una grandissima valenza, che se volete proprio di significati, cioè prendere un suono semplice, polverizzarlo, riuscirne a polverizzare la forma d'onda, farlo diventare sintesi granulare, e poi quel passo che era un semplice passo diventa poi il bordone per una base accordata insieme ai violoncelli o ai contrabbassi. È bello, e anche ha un significato profondo. Come tutte le cose va fatto con grano salis, va fatto razionalmente, è un'arma in più, è un qualcosa in più. Come tutte le cose, tornando al discorso di prima, se ne può fare un uso smodato, ma anche un uso moderato e un uso intelligente. Senti, allora, libro fantastico. Io però adesso andrei invece su un lato dell'attività di Stefano che è fenomenale, fondamentale, l'insegnamento, la didattica, che ha a che fare peraltro con questo libro.
Io allora, prima di tutto ti faccio una domanda che sulla base di un discorso fatto appunto con Piersanti, appunto di musica per immagine, che comunque è un corso specialistico che implica una conoscenza d'armonia, di composizione. Lui diceva: io molto spesso mi trovavo a dover insegnare musica invece di... Ora, tu che hai decisamente un punto di vista preferenziale, visto che tu ci lavori in questo senso, c'è effettivamente questo gap di preparazione da parte degli studenti? Guarda, parto da innanzitutto Morricone era un altro che la pensava così, diceva vabbè, ma musica da film che vuol dire? Non è che puoi scrivere una poesia se non conosci l'italiano, lo stesso è con la musica. Se non conosci la musica, come fai a scrivere una colonna sonora? In questo i programmi sono migliorati e stanno migliorando. Io ho 2 corsi, ho il biennio e il triennio e il biennio, quindi sono tutti ragazzi già formati musicalmente. Cioè, minimo sono diplomati in strumento, se non laureati in composizione o in direzione d'orchestra. Quindi per arrivare ai nostri corsi, che sono la fase, diciamo, universitaria del percorso, non c'è modo se tu non hai una preparazione di base, cioè ci deve essere un linguaggio di base condiviso, quindi devono aver superato degli esami di armonia e di contrappunto, devono sapere possibilmente chi è Stravinsky e Vivaldi, questo, però voglio dire, questo, la stessa cosa sarebbe nella scuola di base, cioè io dico sempre, ma scusate, ma che senso ha che alle medie non si insegni la musica come va scritto? Che senso ha sapere chi era Newton va bene, sapere chi era Vivaldi no? Non è stato ugualmente importante per aspetti completamente differenti. Questo andrebbe insegnato. Sono carenze di base, voglio dire, ma la stessa cosa si potrebbe dire agli allievi di composizione che non conoscono Stravinsky, voglio dire, quello è dato che tu lo devi studiare e lo devi sapere. Nei programmi, tornando a noi, tu devi, nei programmi di ammissione al nostro corso, per arrivare per esempio al biennio, tu o sei già laureato al triennio o hai già il diploma di triennio, oppure devi superare una serie di prove che sono basso, cioè la composizione, un esame d'armonia che è basso, imitato e fugato, e poi devi superare oppure una prova di contrappunto e fuga, comporre una piccola fuga, quindi no, attenzione, cioè, è giusto quello che dicevate voi prima, non si può arrivare a scrivere musica da film se non sai scrivere musica. Ripeto, sarebbe come pretendere di scrivere poesie in russo senza sapere il russo. Cioè, prima impariamo il russo, no? Prima impariamo il linguaggio e va imparato bene. Poi bisogna vedere se tu che l'hai imparato bene il linguaggio hai anche i numeri per scrivere la poesia. Cioè, comporre non è solo conoscere musica. Sì. Tu puoi conoscere la musica a menadito, tutto il repertorio, tutta la storia della musica, le dinamiche dell'armonia e del contrappunto, ma poi bisogna anche poter essere creativi e qui lì subentrano componenti diverse. È un'altra fase ancora. Quindi per rispondere alla vostra domanda, certamente c'è bisogno di una conoscenza e una preparazione di base, che allo stato attuale abbiamo rivisto proprio in conservatorio pochissimo tempo fa. I nostri programmi prevedono questo che vi ho detto, cioè la conoscenza di base, ma anche la conoscenza del computer per poter affrontare il mondo pratico della colonna sonora. E spesso si lavora col computer, è giusto che i ragazzi siano messi in condizione di lavorare anche con i sistemi MIDI. Sì, voglio dire, è fondamentale che tutte questa preparazione di base ci sia. Se non ce l'hanno non arrivano però a fare i nostri corsi, non superano gli esami di ammissione. Meno male, almeno vorrei dire. E per quanto riguarda invece conoscenze cinematografiche in senso largo, cioè ritieni che abbiano, anche perché sempre i Piersanti diceva non conoscono Hitchcock, quindi ti pare che conoscono Bernard Herrmann, ecco, da quel punto di vista della conoscenza del cinema in senso largo, invece i ragazzi pensi che abbiano già un buon bagaglio? Non si può fare di tutta l'erba un fascio, ho dei ragazzi eccezionali, ma i miei allievi vanno dai 22 ai 45 anni, sono tutti musicalmente formati. Mediamente sì, ce l'hanno questa preparazione. Altri effettivamente sento proprio, sono arrivati a fare colonna sonore senza avere la passione per il cinema, ma dico ragazzi, allora da lì è nata per esempio l'esigenza, il mese scorso abbiamo stilato una serie, una pagina secca di una 60ina di compositori di colonne sonore di cui voi non potete ignorare il nome, e altrettante colonne sonore, perché magari
c'è un compositore che è fondamentale per la musica da film, ma magari c'è una singola colonna sonora che è stata fondamentale per la storia della musica da film, senza che il compositore abbia fatto altri film, no, particolarmente importanti. Non so, faccio l'esempio di Blade Runner, per esempio. No? Blade Runner è una colonna sonora fondamentale per tanti aspetti, però Vangelis poi non è uno che ha scritto centinaia di colonne sonore paragonabili ai mostri sacri della musica da film, no? Per cui abbiamo stilato questo foglio elettronico che permette di linkarci in qualsiasi momento sia ai compositori, sia alla loro biografia, sia alle loro composizioni fondamentali. Sono una sessantina di nomi e dico, ragazzi, questi li dovete sapere come la Bibbia, cioè voglio dire, ripeto, il nostro è un corso specializzato che prevede che si venga già da studi di composizione, quindi o c'hai la passione per il cinema, il melodramma, il teatro, anche i videogames, per carità, però insomma un'idea di quello che è successo nell'arco della storia ce la devi avere. Dicevi Massimo? No, che prima di arrivare alla nostra domanda classica conclusiva, quella che poi è legata a Classic Rock On Air, ci tenevo a fare una domanda a Stefano, questa domanda semifinale. Se io ti dico la chart 18-21, tu cosa ti viene in mente, caro Stefano? Anche perché è qualcosa di veramente importante, direi quasi epocale, avviene poco prima della pandemia, ma ora il suo, per fortuna speriamo, grande sviluppo, è un qualcosa di artistico veramente a 360 gradi, visto che abbiamo parlato del tuo amore smodato per tutte le forme d'arte. Raccontaci un po' di questa carta 18-21. Sì, è un progetto molto bello che nasce dal Teatro della Ville di Parigi. Quindi i francesi hanno deciso di accomunare, di prendere delle produzioni teatrali in giro per il mondo, che per noi è il Teatro della Pergola di Firenze, e sostanzialmente di fare cosa? Di rivolgersi a un pubblico di giovani. 18-21 sta per coloro che hanno compiuto il 18° anno di età nel XXI secolo. Tutti coloro, quindi compresi in questo lasso di tempo, giovani, e di rimettere in discussione determinate cose, rimetterli a conoscenza di determinati valori artistici, scientifici, letterari e musicali. Quindi è una sorta di manifesto culturale che si ripromette attraverso l'impiego di produzioni teatrali, masterclass, concerti, ma comunque tutte iniziative di carattere spettacolo culturali, e di presentare, di rendere giustizia, di riportare, di mettere in gioco soprattutto i giovani, di fargli capire, soprattutto in Italia credo ce ne sia molto bisogno, quanto è importante la cultura e lo spettacolo. Ora, questa produzione francese, ripeto, il Teatro della Ville di Parigi, ha riunito questa serie di produzioni internazionali chiamando una serie di personalità che vanno dalla scienza all'arte, alla musica, e per la musica hanno investito me di questa responsabilità che io ho preso con grande serietà, grande passione, perché credo che sia un progetto molto bello a cui partecipare. Non vedo l'ora, per adesso stiamo facendo delle masterclass, delle conferenze, ci sono, se volete andare, anche degli incontri già realizzati sul sito della Pergola di Firenze, degli incontri che spiegano anche più in profondità questa carta 18-21, ma appena sarà possibile, appena ci daranno la possibilità di metterci in gioco, di fare fattivamente delle produzioni, delle colonne sonore, delle produzioni teatrali, proprio nell'ottica di rimettere al centro i giovani, che sono la forza del nostro domani. Massimo è più giovane, ma io e Marco magari siamo stati in grado di approfittare di un periodo post-bellico nel 45, quando avevamo noi 10, 15, 20 anni, abbiamo preso tutto ciò che di bello aveva portato il periodo post-bellico. C'era tanto da fare, c'erano spazi infiniti da riempire, c'erano culture e spazi da creare. Adesso è tutto saturo, i giovani oggi si trovano tutti i posti occupati, tutto quello che si poteva fare è stato già fatto, l'economia, soprattutto quella nostra italiana, è satura, non creiamo nuove opportunità, non creiamo nuovo PIL, non creiamo opportunità di lavoro, ma i giovani sono molto in gamba. Io ho degli studenti miei che sono eccezionali, che se avessero le opportunità che ho avuto io quando avevo l'età loro, sarebbero già ad un altro livello. Credo che un'altra differenza è anche, come posso dire, il depauperamento culturale
e sociale che abbiamo avuto, che anche quello ha tolto in qualche modo posti di lavoro, anche e soprattutto del comparto, ovviamente non parlo solo di quello musicale, quello artistico, quello culturale in generale. Questo è un discorso lungo, Stefano, che sarebbe bello approfondire, insomma, perché ne faremo una puntata apposita. Come no. Il problema sostanziale è che i ragazzi di oggi trovano tutto saturo. Io, quando ho deciso di fare musica da film, avevo 20 anni, le prime colonne sonore l'ho fatte a 25 anni, ma si producevano 400 film l'anno, c'era una voglia di fare, le produzioni investivano, si faceva tanto più teatro, si faceva tanto più cinema. Una volta negli anni, a partire dai 50 agli 80, si potevano annoverare 300 film, 400 film l'anno, poi spaziando tra i generi ovviamente, non è che ti focalizzavi solo sulla commedia o sul dramma o sul film d'autore, come può essere oggi. Oggi come oggi, in realtà, se sono 50 sono già un gran dire. Sì, poi ci sono economie non italiane che hanno aumentato la popolazione come numero, hanno aumentato il PIL, hanno aumentato i posti di lavoro. Noi, quando io vivevo negli Stati Uniti, eravamo 60 milioni e siamo 60 milioni, non siamo aumentati. Il PIL è rimasto lo stesso, se non è diminuito, le opportunità di lavoro sono diminuite e il mercato è saturo. Però se noi non abbiamo creato un'economia in grado di assorbire poi tutti questi laureati da qualsiasi paese vengano, perché credo che non esista questa differenza, e poi il problema esiste perché siamo pieni di disoccupati perché non ci sono abbastanza posti di lavoro, perché l'economia rispetto a 40 anni fa è rimasta al palo, rispetto ad altri sistemi. Allora, attacchiamo con la last question. Esattamente, caro Massimo, l'hai anticipata. Noi, siccome siamo collegati anche a un programma radiofonico, la domanda finale che facciamo è sempre la stessa ai compositori. Stefano, ci dici un tema musicale o una canzone, una movie song che ha a che fare appunto con il cinema, che ti è rimasta particolarmente nel cuore? Ma guarda, per non citare i soliti consueti stilemi, io sono molto appassionato a Dave Grusin e il tema di il paradiso la marcetta del paradiso può attendere. Finalmente Dave Grusin. Grazie Stefano. Con Warren Beatty, grande compositore che, pensate che quando l'ho conosciuto mi sono commosso, cioè con le lacrime agli occhi. Lui non capiva perché io ho detto, ma guarda, io ti seguo, dai tempi della Murder by Death, che era Invita a cena con delitto, che fece una colonna sonora meravigliosa, ma poi tutto il suo percorso, insomma, Tuzzi, tutte. Grande jazzista, grande compositore, meraviglioso. Bellissimo, no, poi geniale e raffinato insieme, che non è, infatti. Che non è da dimenticare, perché Dave Grusin... Ultima cosa, notazione su Dave Grusin, per chi lo volesse riandarsi a sentire la colonna sonora di The Firm, Il socio con Tom Cruise, solo due pianoforti, sempre lui in SP, cioè in sovrapposizione, magnifica colonna sonora. Come si può fare una colonna sonora anche senza l'orchestra, e quando si ha la genialità come Dave Grusin, veramente un grandissimo. E si ritorna sempre lì, si può fare musica anche così, basta avere il manico, cioè basta quello. Allora noi ringraziamo Stefano perché grazie è stato a voi di cuore. Grazie. Divertentissima, veramente divertentissima puntata, ricca, educativa e divertentissima. Grazie. Adottatemi, torno. Quando lo faremo, sei già il nostro. C'è una casa che è in buco, però ci puoi venire quando vuoi. Vabbè. Grazie Stefano, grazie. Buona vita. Ciao. Anche a te, caro.